deve diventare la normalità, stare dalla parte della legalità. Invece chi fa, diciamo, salta quel muro viene visto come qualcosa di straordinario, e non deve essere così, perché la nostra terra deve cambiare. Sì, si è fatto tanto, ma c'è tanto da fare. Le istituzioni devono stare più attente di come sono state, perché non si abbandona completamente chi ha denunciato le mafie. È l'appello lanciato da Ignazio Cutrò, il presidente dell'Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia, l'imprenditore di Bivona che ha denunciato e fatto arrestare i suoi estorsori, che non è rimasto inascoltato. L'antimafia prova a cambiare, per sostenere concretamente chi denuncia e per togliere davvero le ricchezze ai mafiosi. Obiettivi da sempre sbandierati, ma spesso non raggiunti, perché anche l'antimafia è rimasta impigliata nella burocrazia. I testimoni di giustizia sono anche scesi in piazza per protestare, mentre le associazioni continuano a denunciare che troppi beni confiscati non sono assegnati. Il sottosegretario all'interno Luigi Gaetti sta lavorando alle riforme, sono 49 i testimoni di giustizia che lavorano adesso per lo Stato e presto verranno fatte altre assunzioni, una ventina entro l'anno. I testimoni di giustizia chiedono da sempre più attenzione nei loro confronti, considerato che hanno fatto delle scelte coraggiose di denuncia e per questo sono stati costretti ad andare via dalla loro realtà. Presto ogni testimone sarà affiancato da un tutor che si occuperà di tutte quelle questioni critiche che normalmente si verificano, ad esempio il settore bancario, previdenziale o sanitario. L'Agenzia Beni Confiscati oggi può assegnare direttamente beni alle associazioni del terzo settore, bypassando i comuni che spesso sono lenti nelle procedure.